Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 18 agosto. Patteggiamento e sentenza per tentato furto aggravato durante il processo per direttissima tenutosi ieri, giovedì mattina, al Tribunale di Venezia. Questa è la sentenza relativa a due cittadine serbe accusate di tentato furto aggravato. La condanna è stata la seguente: 2 anni di patteggiamento e una multa di 500 euro per una delle imputate e 1 anno e 2 mesi di patteggiamento con una multa di 250 euro per l'altra. E per entrambe c'è stata la convalida dell'arresto. Le due donne sono state sorprese all'interno di un appartamento dopo aver scassinato la porta da un poliziotto che risiede nello stesso palazzo. Inoltre, come parte della sentenza, è stato imposto il divieto di soggiorno nel Veneto. Nonostante la condanna più severa sia stata riservata a una delle due imputate, la quale era già pregiudicata per reati simili, è frustrante notare come in Italia sia estremamente difficile finire in carcere. Questo solleva interrogativi sulla reale efficacia delle pene e sulla necessità di riforme per ottenere una giustizia più incisiva. Bisogna anche ricordare che l'Italia, per ridurre la congestione dei tribunali e garantire una maggior certezza delle pene, deve raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma evidentemente questo ha un ulteriore costo per i cittadini. Inoltre ricordiamo che Chioggia ha perso il suo tribunale a causa di riforme precedenti, il che non solo limita la possibilità di ottenere giustizia per i denuncianti, ma richiede anche il trasferimento a Venezia con la speranza che i processi non vengano rimandati. Ieri sera, nella bella cornice offerta dallo storico Palazzo Grassi, si è tenuta la presentazione dell'iniziativa artistica Muro di Calle Persi per Chioggia, patrocinata dal Comune di Chioggia e dalla Fondazione Claudiense Onlus. Presente il presidente della Fondazione Giancarlo Munari, l'assessore alla cultura della città di Chioggia Elena Zennaro e gli autori della parte letteraria Cristina Boscolonale e della parte grafica Fabio Persi dell'iniziativa. Questi hanno descritto l'intento con cui è nata la realizzazione, come la stessa si sia sviluppata a partire da uno scorcio non sempre palese e non sempre scontato, lavorato digitalmente fino a raggiungere un risultato piacevole e caratteristico, poi descritto da un semplice verso ermetico. In questo primo percorso sono state 36 le calli interessate, a Chioggia ce ne sono 74. Cercare punti salienti nelle rimanenti 38 sarà il progetto per il 2024, ma non è detto che non si tengano in considerazione anche le calli di Marina Vecchia che potrebbero costituire il progetto successivo. 2 giovedì fa la presentazione dell'iniziativa artistica con l'affissione dei manifesti più rappresentativi in Calle San Giacomo, attaccati con attenzione e cura da parte dell'addetto, attento che tutti fossero allineati e giustamente distanziati, come solo un professionista sa fare. Al suo lavoro in questa occasione è stato dato un giusto risalto, essendo stata fondamentale la perfezione, a richiamare la perfezione dei tratti grafici dei manifesti stessi. Il lavoro si è completato con la posizione di miniature delle realizzazioni all'esterno delle case da cui è stata tratta l'ispirazione. Non tutti sono stati entusiasti di collocare le tavolette su muri appena ristrutturati. E infatti nel prossimo progetto si coinvolgeranno le abitazioni i cui proprietari vedranno la positività dell'iniziativa, sacrificando l'intonaco per collocare le 4 viti necessarie. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di dare risalto proprio alle abitazioni appena ristrutturate, che con questo intervento fanno risaltare ancora meglio la bellezza della nostra città, creando percorsi, 4, per far conoscere calli diverse da quelle in cui si passeggia solitamente.
l'assessore Elena Zennaro, assessore alla cultura del Comune di Chioggia. Al termine di questa presentazione, Persi per Chioggia. Mi dica. Beh, direi che è stata una bellissima presentazione perché abbiamo potuto apprezzare delle opere sia visive che poetiche, un doppio appuntamento con la cultura con Fabio Persi e Cristina Boscoronale, organizzato dalla Fondazione Clodiense, e direi che è stato un bellissimo risultato quello che hanno ottenuto. Hanno ottenuto una mostra incredibile su Chioggia e dimostrano l'amore per la nostra città. Molto spesso il sindaco lo dice nei suoi discorsi: amate la vostra città, amate Chioggia. Loro hanno dato veramente una dimostrazione concreta di cos'è l'amore per Chioggia. L'autore Fabio Persi si è perso per Chioggia, per le nostre calli, e si è innamorato, perso di ogni singolo dettaglio. Direi che è la direzione giusta per sviluppare appunto il nostro aspetto artistico e le nostre potenzialità. È stato accennato appunto che questa riguarda una prima parte, circa metà delle calli sono state fotografate, mancano le altre metà. Quindi l'appuntamento è adesso vedere la mostra in questi giorni sparsa, diffusa per la città, e l'appuntamento successivo sarà quello per il prossimo anno, dove andremo appunto a lavorare sulla seconda parte. Grazie infinite. A voi. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo con Andrea, l'apicoltore, che oggi si è dato da fare veramente per togliere un alveare molto grande da quest'albero a Borgo San Giovanni. Però cosa è successo? Che è già da parecchio tempo che è qui, è una famiglia già formata, è tutto un incognito riuscire a prenderlo. Cioè, andiamo bene. Bisogna trovare, allora, il dilemma è sempre la regina. Sì. Il dilemma, ecco qua, il dilemma è la regina, che non si sa se sia ancora là in alto o se sia invece all'interno dell'arnia. Per cui bisogna vedere il comportamento delle api. Vediamo questa notte, domani mattina vediamo il loro comportamento all'alba. E un consiglio, all'alba addirittura, e un consiglio invece a chi passeggia per di qua? Loro non fanno niente a nessuno, basta che mantengano la distanza. Basta che non si avvicinino troppo, soprattutto all'arnia, e che non minaccino in nessun modo le api. Se capita è meglio andare da dietro, però non fanno niente. Di notte come si comportano le api? Dormono? No, non dormono mai. Non dormono mai, per questo sono laboriose, insomma. Per cui bisogna stare attenti anche di notte e comunque non disturbarle. Ma in questo caso abbiamo detto che è un mese che questo alveare si sta formando. No, si è formato ormai. Che si è formato. Perché c'era la covata? Ma come si fa ad accorgersi della nascita di un alveare in modo da chiamare... diciamo che sono le famiglie che si propagano per natura. Quando arriva lo sciame fa un grande rumore e poi si appoggiano dove capita loro e dopo basta andarlo a prendere, però bisogna avvisare subito. Cioè nel momento in cui si vede qualcosa di strano come questo alveare è il caso di informare magari i vigili del fuoco, che informino gli uffici ambiente o che informino il sindaco o chiunque possa attivarsi per darsi da fare, ma non lasciare che le cose vadano senza avvisare nessuno. Bisogna questo qui se non era adesso con il primo vento moriva, cadeva per terra. Che non è protetto. E diventava anche un pericolo per i passanti. Anche perché una volta che le api si ritrovano con la casa per terra, logicamente si crea una situazione di disagio. Comunque è bene che la gente abbia il senso civico di avvisare subito appena trovano quando sciame. Si vedono sti sciami, soprattutto visto che l'animale è un animale da tutelare. Esatto.
Perfetto. Grazie allora. Grazie a lei. Appena che arriva il piano, lì che passava per staccare un monte, il primo. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Questa mattina veniamo spesso, siamo dall'amico Daniele Palo al crema e cioccolato, e io non la sapevo e la propongo perché è una cosa simpatica. E praticamente c'è il gelato per i cani, in pratica bilanciato, c'è tutta una serie di cose, tonico, rinforzante, latte di riso, bio, fibra di limone, ilina, non sapevo neanche cosa che esistesse la inilina, va bene, frutta e verdura, eccetera eccetera. E quindi mi dice che c'è da qualche altra parte, ma non a Chioggia, e quindi so che ci sono tanti amanti dei cani. Anch'io sono un amante dei cani, purtroppo al momento non posso averne perché insomma bisogna dedicarsi tempo, non ce l'ho, e quindi vi invito a venire qua al crema e cioccolato, che poi è un amico perché mi dà tutte le segnalazioni, lui è di Pio di Sacco, mi raccomanda le signore di Pio di Sacco, quindi è uno scambio, non è vero, se le tiene tutte delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Siamo col consigliere regionale Marco Dolfin, tra l'altro che oggi compie gli anni, auguri. Grazie. E per chiedere una cosa particolare riguardante ancora questo benedetto granchio blu. Ieri il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato molto del granchio, dell'emergenza che questo costituisce. Però d'altro canto abbiamo visto che ci sono regioni, l'Emilia Romagna, nostra limitrofa, che ha già cominciato ad attivarsi, ha cominciato a darsi da fare con i mercati esteri, addirittura negli Stati Uniti, dove invece il granchio blu è addirittura una specie protetta per quanto è desiderato, ha una leccornia da quei parti. Sì, allora, pur provenendo da quei paesi, da oltreoceano, diciamo così, questa specie aliena, noi lo definiamo così, che ci sta creando grossi problemi. Ieri appunto in conferenza stampa della giunta il presidente Luca Zaia, oltre a mostrare il granchio in diretta, ha posto tutta una serie di informative. C'era anche la dottoressa per quanto riguarda appunto, e dava alcune informazioni un po' più di caratteristica del granchio, ma c'erano anche dei rappresentanti di categorie che appunto sono in ginocchio in questo momento qua, che veramente non solo pongono in questione sul tema, ma si ritrovano anche impreparati a gestirlo. Ovvio che le notizie che vengono dall'Emilia Romagna ci fanno un po' sobbalzare, nel senso che loro stanno già cominciando a gestirli, addirittura importandoli in America, dove il prodotto diciamo così è arrivato. E dunque è sicuramente una buona notizia, però a questo punto qua bisogna che anche la nostra realtà, le nostre categorie cominciano a ragionare anche in funzione di questo, perché se c'è un canale di commercializzazione in export, ben venga, ecco, e dopo, come abbiamo detto tutti, devono essere vari canali di gestione, in tema di ristorazione piuttosto di commercializzazione, scemenze piuttosto che altre forme di gestione, perché se noi pensiamo di gestire il granchio blu soltanto con i ristoratori, visto la quantità locali e quant'altro, per quanto il prodotto può essere buono e funzionale, e attenzione, non cerchiamolo di farlo paragonare a famosa Moecca in un verso piuttosto che la Gran Seula in un altro, perché faremo un grossissimo sbaglio. Dobbiamo gestirlo, saperlo gestire, soprattutto avere tutte le informazioni del caso, e difatti gli studi li stanno portando avanti proprio per questo motivo le varie università, ma ovvio che dobbiamo gestirlo nelle condizioni migliori. E come dicevo prima, ben venga l'interesse da parte di industrie americane,
si parla della Florida in questo caso, ma ce ne saranno anche altri, perché questo prodotto è un prodotto anche di nicchia in quelle zone, però anche noi nel Veneto dobbiamo saperlo commercializzarlo e anche importarlo al di fuori. Io mi auguro appunto che le rappresentanti di categorie a 360 gradi su questo ci siano. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Alla Galleria G1 due artisti, Romina Cesaro e Silvio Zago. Romina Cesaro, padovana di nascita e di studi, autodidatta, inizia un percorso dinamico contraddistinto da una continua sperimentazione dell'uso di colori, materiali e stili e da subito predilige l'uso della spatola. Le sue opere sono una fusione tra reale e astratto, lasciando spazio all'immaginazione di chi le osserva. Nel 2022 l'incontro con il pittore Silvio Zago, che con la sua maestria l'accompagna nel mondo della pittura a olio. Incantata dal colore vivo, come l'artista ama definirlo, inizia un nuovo percorso ancora in evoluzione e un'incessante produzione di opere con soggetti paesaggistici astratti. I due espongono insieme alla G1, infatti Silvio Zago è il secondo pittore alla personale, presentata appunto allo studio G1 in Calle San Giacomo. Silvio Zago, cavarzerano, paesaggista che si esprime prevalentemente con spatola su tela. Numerose le opere rappresentanti Chioggia, tema lui caro, in cui si esprime con luce e colore. Siamo con Romina Cesaro che sta esponendo allo studio G1 in Calle San Giacomo in una mostra personale in collaborazione con Silvio Zago. Parliamo però dell'arte di Romina Cesaro. Tu fai un'arte ispirata comunque a Chioggia, alla laguna. È il paesaggio che ti piace di più? Sicuramente mi ispiro ai paesaggi locali più vicini a me. Io sono di Padova, premetto, però molto affezionata a Chioggia e quindi traggo ispirazione, anche un po' ispirata dal mio maestro che mi ha guidato e avvicinato a questo mondo. Ecco, sicuramente è determinante l'ispirazione dell'ambiente che mi circonda. Voi avete aperto ieri, c'è stata ieri l'inaugurazione, per cui vi fermerete fino a fine mese. Con che orari lo farete? Allora, tutti i giorni dalle 18 alle 22, il giovedì e il sabato anche alla mattina dalle 10 alle 13. In modo da dare l'opportunità a tutti coloro che passano di poter fare un salto a vedere questi bei quadri comunque che raccontano delle belle atmosfere. Bene, un piacere, è proprio quello che voglio trasmettere, sì. Trasmetto su tela tutte le mie emozioni. E allora invitiamo tutti i chiogiotti a fare un salto, chiogiotti ma anche tutti i foresti che passano da queste parti a fare un salto al G1 a vedere questa bella mostra molto particolare. Grazie mille, vi aspetto. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 18 agosto, è la farmacia al Lido in Viale Padova. Vi saluto e vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a prendere prenotazioni per i testi scolastici. Ciao a tutti!